un risotto con zafferano, 4 formaggi, prosciutto, funghi e besciamella. L'avete mai fatto? E già, pigliate carta e penna e venite a presa a me. Adesso prendete una bella caccavella, ci tagliate una bella cipolla rossa o bianca e fate soffriggere olio e burro e cipollina. Funghi secchi io non li ammollo in acqua, sennò perdono sapore. E li butto direttamente nella cipolla, olio e burro e li faccio soffriggere. Adesso ci butto il riso e lo faccio tostare per qualche minuto. Adesso sfumo con un po' di vino bianco. Aggiungo un dado vegetale, una bustina di zafferano. Adesso vado a coprire tutto con l'acqua e porto ad ebollizione. Sale regolatevi voi. Curatevi che tutto il riso sia coperto dall'acqua. Tutta l'acqua sia asciugata, il riso è pronto. Ecco qua, tutta l'acqua si è asciugata. Adesso aggiungo il parmigiano. Faccio una bella miscata. Adesso prendiamo tutto il riso che abbiamo preparato e lo mettiamo in una pirofila. Qua. Adesso unisco anche la besciamella, vedete? Adesso mischiamo besciamella e il riso che avevamo preparato prima. Adesso unisco il prosciutto cotto, formaggi. E adesso iniziamo a mescolare tutto. Ci do un bello misca francesco in modo che il riso, besciamella e tutti i salumi e formaggi si mischiano insieme. Qua ci siamo ragazzi, è pronto per entrare in forno. Adesso ci faccio sempre la spolverata di parmigiano sopra, che viene quella bella crosticina croccante, e lo mettiamo in forno coperto perché deve stare 35-40 minuti. I primi 20 minuti gli faccio stare il coperchio sopra. Ecco qua, 40 minuti a 175 gradi. Tra 20 minuti ci togliete il coperchio e poi lo fate arruscare. Ci fate fare la crosticina sopra. Ecco qua ragazzi, è pronto. Ecco qua ragazzi, è pronto. Assaggiamo. Assaggiamo. Guagliù, credetemi, non è buono, è di più, è delizioso. E mo, buon appetito e buona giornata a tutti quanti.